La settima edizione quest'anno del Premio Pirandello che stiamo producendo e proponendo agli studenti universitari, fa parte di una serie di attività culturali che l'ERSO ogni anno mette in programmazione, tra cui il Premio Cattaneo, che è un premio di pittura, il Giorno della Shoah, che è il Giorno della Memoria, e più il Premio Pirandello, chiaramente dove quest'anno abbiamo dato un componimento molto attuale, molto sentito, come quello della libertà di stampa. Dobbiamo dire che abbiamo avuto una grande partecipazione da parte dell'utenza, da parte del mondo studentesco universitario, quasi 71 componimenti che la Commissione ha valutato e ha vagliato per poter classificare i primi, secondi e terzo premio. Diamo anche a questi una borsa di studio di 1.500 euro, di 1.000 euro e di 500 euro. Devo dire è solamente un riconoscimento, forse un piccolo riconoscimento, che c'era una borsa di studio dei ragazzi appunto che si sono proposti e che hanno con grande senso forse di apertura culturale elaborato un tema oggi molto sentito.